Oh Fioi, ma conosci quello che disegna Kokai? Adesso vi presento me. Eccolo qua, Fioi. Vi presento Seba. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ascolta, ora, visto che te l'ho trovato finalmente, adesso ti faccio un po' Dimmi di tutto, domande. dimmi E tutto. ora, spiegami un attimo come è nata sta roba dei Kokai. Ciao, allora, perché prima di tutto sono gli abitanti di Venezia assieme a noi che siamo i veneziani. E poi perché, diciamo, si fanno sentire, e li stiamo sentendo anche in questo momento, Eh sì, proprio eccoli qua. senti Kokai. E mi hanno ispirato con i loro modi di fare un po' irruenti a fare tutte queste vignette satiriche su di loro, ma che in realtà sono proprio su Venezia in sé, su turisti e veneziani. Che tra l'altro mi piace un sacco il discorso dei Kokai perché una volta che c'erano i colombi, adesso ormai i Kokai si mangiati tutti. Sì, è vero, purtroppo vediamo spesso delle scene proprio che se in magna veramente, piccioni o sorsi se in magna. Però nel mio fumetto cerco di farli convivere, se vuol ben, diciamo, nel Sì. fumetto, non sei cattivi, dai. Sì, allora nei fumetti diciamo che i Maya sono i cicchetti, Sì, dai. esatto, sì, Qualche cicchetto. sei veneziani proprio che magna Beve cicchetti, spritz. spritz tantissimi. Adesso che c'è anche il sindaco, il Cocal, che si candida Ah, alle giusto, prossime c'è elezioni. che candidato So, avevamo, è vero. speriamo Ho che visto, ho qualcuno visto. che scriva il nome. Che tra l'altro Seba, io conosco da tanti anni, che già eravamo ai elementari assieme Assieme, sì. e io mi ricordo che Seba disegnava veramente bene, quindi Sì, già questa all'epoca provavo, c'erano primissimi cocai fatti mal, però diciamo dai che già era qualcosa. E poi col tempo il talento mi sono c'era, specializzato. Sì, il sì, talento sì. c'era. Sempre amato disegnare io, fin da piccolo, anche se ho studiato tutta un'altra roba, però dopo sono tornato sui Confermo, mi disegni. ricordo, confermo. Ascolta, ma adesso che finalmente ci siamo trovati, Eh, può darissimo fare qualcosetta insieme. Anche perché mh. li vivo tutti i giorni e vedo tutti i giorni cose che fa. Ciao, potrebbe essere di ispirazione per fare qualcosa coi cocai, sicuramente qualcosa di carino potrebbe venir fuori. Che tra l'altro spesso e volentieri, Eh? apro e chiudo parentesi, me caga in barca. Davvero? Uh. Ecco, già questa guarda che già questa può essere qualcosa di ispirazione. E ora pensi che... Va buon, che penso.